La sala del teatro è vuota e buia, ma la platea virtuale del Verdi si popola di spettatori. La chiusura al pubblico dei teatri e dei cinema, imposta dopo l'ondata crescente dei contagi, ha cambiato nettamente l'apertura di stagione dello Stabile del Veneto. Da domenica 8 novembre gli spettacoli debuttano in streaming nella piattaforma Backstage. Non solo un riadattamento, ma una formula innovativa per mantenere vivo il rapporto con il pubblico e riuscire a far lavorare le compagnie teatrali. Stiamo girando video, stiamo producendo spettacoli che poi andranno sicuramente in scena, ma intanto ne facciamo la versione video e in questo modo teniamo vivo un settore, teniamo vivi gli artisti, teniamo vivi i tecnici e teniamo vivo un rapporto col pubblico, che è comunque la cosa che poi alla fine ci interessa in un periodo in cui il pubblico non può essere in sala. Mercoledì 4 novembre a Padova si doveva partire proprio con la produzione dello Stabile Ludwig van, dedicata a Beethoven, il grande compositore, in occasione dei 250 anni dalla sua nascita e che vedeva la partecipazione dell'intera orchestra di Padova e del Veneto. Avevamo in mente di fare un'operazione con l'Orchestra di Padova del Veneto, che purtroppo però si è dovuta fermare. Abbiamo trasformato questa operazione in un lavoro video che include un monologo in cui Beethoven rivive e si presenta ai giorni nostri e aggiungeremo delle musiche eseguite da un quartetto d'archi al posto dell'orchestra. Insomma, lo stiamo rimodulando proprio per un formato che sia adatto alla trasmissione video online. Lo spettacolo resterà disponibile a partire dall'8 novembre sulla piattaforma Backstage, così da dare la possibilità a tutta la città di Padova e non solo di poterlo guardare comodamente da casa.